Tra pochi giorni al via il Festival del Film di Roma, fra le anteprime il documentario L'insolito ignoto dedicato a Tiberio Murgia, uno dei caratteristi più amati del cinema italiano. Paolo Sommaruga. Una vita intera a fare il siciliano, lui sardo, nato ad Oristano, faceva il lavapiatti in una trattoria, fu Mario Monicelli ad inventarlo attore. Più di 150 film per tutti, ferri botte, lo stereotipo del meridionale, irascibile e focoso. Vattene in cucina e non escere fino a quando che non ti chiamo io. Questo sguardo, questi occhi che aveva, queste sopracciglia e questa presenza che aveva, perché puoi anche fare dei piccoli ruoli, ma se non hai questa presenza non esisti. L'insolito ignoto, vita acrobatica di Tiberio Murgia, un bel documentario realizzato da Sergio Naizza e che sarà presentato in anteprima al Festival Internazionale del Film di Roma, mette in fila pensieri e parole, l'uomo e l'attore, vita avventurosa, ricordi e bugie di uno dei caratteristi più amati, quando il nostro cinema era grande, anche grazie a facce come la sua. Dalle nostre parti diciamo, femmina peccante pigliala per amante, femmina cuciniera pigliala per mogliera.